La Valle del Vanoi diventa simbolo delle sfide ambientali del territorio. Giovanni Manildo, candidato presidente del Veneto per la coalizione di centrosinistra, ha visitato l'area dove il consorzio Brenta vorrebbe realizzare una diga per accumulare acqua e prevenire la siccità. È un progetto che non si deve fare, le alternative ci sono, la zona è assolutamente fragile, ha un rischio idrogeologico altissimo, il piano urbanistico della provincia di Trento lo classifica P4 ed è assolutamente una zona dove non è opportuno costruire una diga di queste dimensioni. Accanto a Manildo e segretari del Partito Democratico di Belluno e di Trento, il sindaco di Lamon Macagnan, tutti compatti nel ribadire un no deciso all'opera giudicata inutile, dannosa e soprattutto pericolosa per le persone e il territorio. Con tutta la nostra filiera politica, abbiamo il sindaco, c'è il candidato presidente di regione e tutto il centro-sinistra a livello regionale si schiera compattamente contro questo progetto della diga e a favore delle alternative. Abbiamo fatto la chiarezza, il nostro obiettivo, il nostro punto di riferimento in questi 2 anni, in particolar modo su questo progetto, e speriamo che questo serva anche a chiarire le ambiguità del centrodestra, che si dice contrario a Belluno e favorevole a Venezia. La montagna è un territorio che merita rispetto e il Partito Democratico, sia per parte trentina che per parte bellunese e veneta, ha sempre sostenuto questo concetto e continueremo a portarlo avanti. Siamo qua anche per chiedere di nuovo alle popolazioni della pianura veneta il loro sostegno, perché anche per loro questo progetto è pericoloso. La Valle del Vanoi non può essere stravolta, serve puntare sulla tutela dell'ambiente e su una gestione più sostenibile delle risorse idriche, ha detto Giovanni Manildo, esprimendo una posizione che si intreccia con l'appello lanciato dal candidato presidente di regione dopo l'ultima ondata di maltempo. Non servono polemiche, serve lucidità, nota Manildo, spiegando che il cambiamento climatico non è più un rischio futuro, ma una realtà che colpisce oggi ed è il momento di cambiare rotta con politiche regionali di qualità, investimenti seri in opere idrauliche, una gestione coerente del territorio e non soluzioni tampone o scelte incoerenti come nuove colate di cemento. Il centro-sinistra guarda perciò una strategia di lungo periodo per affrontare la crisi climatica e idrica che fra Belluno e Trento non può essere scaricata su persone e territori. Da parte nostra c'è quindi una ferma contrarietà a questo progetto, un progetto che va a intaccare un'area assolutamente fragile senza gli opportuni approfondimenti.